Mister Lupo, grande vittoria quest'oggi, non era semplice con Pietraligure che si trova nei bassi fondi della classifica, la sua squadra però ha reagito subito dal primo minuto anche per tornare, diciamo, a convincere dopo la sconfitta della settimana scorsa. Non abbiamo convinto per niente, non è una grande vittoria, è una vittoria che mi tengo stretta perché è una partita, la prima partita sporca che vinciamo, brutta perché abbiamo fatto gol subito, mi aspettavo una partita più in discesa, l'abbiamo tenuta in bilico nonostante non abbiamo rischiato niente, ma non è questo l'atteggiamento da avere per poter puntare a vincere il campionato. Bisogna dare, paradossalmente ero molto più contento della prestazione domenica scorsa che abbiamo perso 2-0, questa sarò controcorrente, non mi è piaciuta ma abbiamo vinto 1-0. Dico che in un campionato del genere conta tanto il risultato, ma per come sono fatto io non mi è piaciuta per niente, abbiamo giocato male, abbiamo dato poco, ci siamo adeguati ai ritmi loro, i valori in campo erano diversi. E trovo tutto strano perché in settimana abbiamo fatto una settimana di altissimo livello e questo loro lo sanno, come devono sapere che bisogna fare qualcosa in più, però mi tengo stretta la vittoria perché non hanno fatto un tiro in porta e dal punto di vista di attenzione forse è quello, forse il fatto di dover stare attenti e concentrati tutta la partita ci ha portato a limitarci nelle giocate. Però deve essere obiettivo, non è stata per niente una bella partita e se vogliamo fare qualcosa di importante bisogna fare molto di più, tanto di più da un punto di vista mentale, caratteriale e anche calcistico, perché mi prendo i 3 punti ma non sono per niente soddisfatto. Io sono sempre obiettivo nelle mie dinamiche, cioè, l'ho visto solo io e con i ragazzi poi ci parlerò, giocando in questo modo puoi vincere, perché puoi vincere, non rischi niente, ma puoi anche non vincere. Domenica scorsa abbiamo fatto secondo me una gran partita, creando tantissimo, concretizzando poco e abbiamo preso 0 punti. Oggi abbiamo creato poco, rischiato 0 e abbiamo preso 3 punti. Me li tengo stretti perché è stata una partita sporca e ne abbiamo vinte talmente poche di partite sporche che me la tengo stretta, però dobbiamo lavorare tantissimo, cambiare registro e ritornare a fare le cose che sappiamo fare, perché i valori in campo erano totalmente diversi oggi, con tutto il rispetto per il Pietra. Mi aspettavo una prestazione più importante da parte del mio. Grazie mister.